Eder. Mech. Pallister. Anche a Trieste tra poco sarà Capodanno. E quale caso intricato ci troviamo a esaminare? Un mosaico di circostanze oscure, legami ambigui e una vittima attorno alla quale ruotano misteri che sfidano la ragione stessa. Liliana Resinovic, nata il 26 aprile 1958 nella splendida Trieste, conduceva una vita apparentemente serena. Una pensionata tranquilla, ex dipendente della regione Friuli Venezia Giulia, dedita alla famiglia e alle sue passioni. Condivideva il tetto con il marito, Sebastiano Visintin, un ex fotoreporter con cui aveva trascorso più di 3 decenni di vita. La sua esistenza era un delicato equilibrio tra la routine domestica, la passione per lo sport, maratone, in particolare, e il sostegno agli altri. Come dimostrava l'aiuto costante offerto a un vecchio amico, Claudio Sterpin. Il caro Sterpin. Un nome che emerge come una sagoma inquietante in questa storia. Qualcuno lo descriverebbe come un semplice confidente, ma le voci sussurrano di un passato sentimentale e di una relazione più recente che sembrava sfociare oltre i limiti dell'amicizia. Perfino i dispositivi mobili della donna, recuperati nella sua abitazione, hanno svelato un segreto sepolto. Ricerche sul divorzio, segno di un conflitto interiore o, forse, di un piano ancora in fase di definizione. Era il 14 dicembre 2021, una mattina come tante altre, o così sembrava. Il marito di Liliana, Sebastiano, ha riferito di averla salutata intorno alle 7:45 prima di uscire di casa. Lei stessa avrebbe dovuto recarsi a casa di Sterpin per aiutarlo nelle faccende domestiche, ma la sua giornata ha preso una piega inaspettata. Un messaggio inviato alle 8:22 segnalava un lieve ritardo. La donna doveva passare in un negozio prima di recarsi dall'amico. E poi, il silenzio. Da quel momento in poi, Liliana Resinovic svanisce, come una nube al vento. Le ore successive, cruciali per chiunque voglia ricostruire gli eventi, si presentano come un buco nero, dove nessuna testimonianza certa può gettare luce. Passano 3 settimane. Il 5 gennaio 2022, in un boschetto presso l'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, il corpo di Liliana viene ritrovato. La scena è cupa, come uscita da un incubo. La donna è avvolta in 2 sacchi neri della spazzatura, nessuna traccia di farmaci, droghe o veleni. Il verdetto preliminare dell'autopsia parla di soffocamento come causa del decesso, ma non emergono lesioni evidenti. Più tardi, si parlerà di uno scompenso cardiaco acuto, un termine che lascia spazio a molteplici interpretazioni. Un dettaglio curioso emerge: il corpo sembrava essere stato collocato nel bosco solo poche ore prima del ritrovamento. Dunque, dov'era Liliana in quei 22 giorni, e chi l'ha portata lì? Inizialmente, la procura di Trieste ha ipotizzato un suicidio, una conclusione che non ha mai convinto Sergio Resinovic, fratello della vittima. Quest'uomo, instancabile nella ricerca della verità, ha sfidato le autorità e ottenuto che il caso fosse riaperto. A luglio 2023, Cristina Cattaneo, luminare della medicina legale, è stata incaricata di eseguire una nuova perizia sul corpo, culminata nella riesumazione avvenuta a febbraio 2024. Le indiscrezioni sulla nuova perizia sono inquietanti. Si parla di lesioni compatibili con un'aggressione, ma chi potrebbe aver inflitto tali danni, e perché? Tra gli indizi più enigmatici spiccano le riprese delle telecamere di sorveglianza della scuola di polizia vicina alla casa della donna. Alle 8:43 del 14 dicembre, Liliana viene ripresa mentre getta dei sacchetti dell'immondizia. Solo 2 minuti dopo, la telecamera cattura anche la vicina di casa, Gabriella. Stranamente, le due non si incrociano, un'incongruenza che solleva interrogativi. Liliana era davvero sola? O qualcuno la osservava, nell'ombra? Le persone vicine alla vittima si sono ritrovate al centro di un vortice di sospetti. Sebastiano Visintin, il marito, inizialmente scettico sulla tesi del suicidio, ha cambiato idea nel corso del tempo, una svolta che lascia perplessi. C'è poi il figlio di Sebastiano, Piergiorgio, accusato dal fratello di Liliana di essere interessato all'eredità della donna. Entrambi, padre e figlio, hanno sempre negato tali insinuazioni. Non possiamo ignorare Claudio Sterpin,
con la sua misteriosa tavernetta, un luogo angusto, disseminato di bottiglie e figure lignee per il presepe, che sembra uscito da un romanzo gotico. Sterpin afferma che Liliana conosceva bene quel posto e vi era entrata da viva, un'affermazione tanto innocua quanto criptica. Un altro punto oscuro riguarda le modalità del ritrovamento del corpo. Il programma Chi l'ha visto? Ha mostrato immagini che rivelano una gestione apparentemente poco professionale della scena del crimine. Mancanza di protezioni adeguate, tute, calzari, cuffie, ha probabilmente compromesso la scena, rendendo ancor più difficile il lavoro degli inquirenti. Siamo di fronte a un enigma degno della mente più acuta. I dettagli sembrano danzare sul bordo dell'assurdo, come pezzi di un puzzle che non vogliono incastrarsi. Ma se c'è una cosa che ho imparato, è che la verità, per quanto nascosta, lascia sempre tracce. Bisogna solo saperle seguire, con pazienza e con metodo, che si tratti di un delitto passionale, di un intrigo familiare o di un suicidio abilmente mascherato. Resta un'unica certezza: Liliana Resinovic merita giustizia. E noi non ci fermeremo finché ogni ombra non sarà dissipata. Il Tribunale di Trieste ha deciso di estendere ulteriormente di 60 giorni il termine per la presentazione della perizia sui reperti legati al caso Una Bomber. Accogliendo la richiesta avanzata dai periti, la nuova scadenza è ora fissata per la fine di febbraio 2025. In precedenza, il 14 ottobre scorso, era già stata concessa una proroga di 90 giorni. La decisione di concedere l'ulteriore proroga è stata presa dal giudice per le indagini preliminari, Luigi Dainotti, che ha accolto la richiesta avanzata dai due esperti incaricati della perizia, Gianpietro Lago, ex comandante del RIS di Parma, e l'antropologa molecolare forense Elena Pili. La RAI precisa che il compito dei due periti è quello di confrontare il DNA delle persone che, nel corso degli anni, potrebbero essere venute a contatto con i reperti, con le tracce biologiche trovate su di essi. Nel pomeriggio del 28 dicembre, un tragico evento ha sconvolto Fornasotto di Pontirolo Nuovo. Un litigio tra famiglie è culminato in un omicidio. La vittima, Roberto Guerrisi, un uomo di 42 anni di origine calabrese residente a Boltiere, si trovava presso la DB Cars, un'azienda situata all'incrocio tra via Fornasotto e via Bergamo. Questa azienda si occupa di noleggio, vendita e riparazione di automobili. Sebbene i dettagli dell'incidente rimangano ancora poco chiari, le prime indagini suggeriscono che l'omicidio sia avvenuto a seguito di un conflitto tra due famiglie. Guerrisi si era recato a Pontirolo per affrontare la famiglia del fidanzato della figlia, accusato di presunti maltrattamenti nei confronti della ragazza. Intorno alle 14,30, Guerrisi, accompagnato da alcuni familiari, ha raggiunto la concessionaria del Fornasotto per confrontarsi con la controparte. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando è stata estratta una pistola che ha sparato 2 colpi verso Guerrisi. Uno dei proiettili ha mancato il bersaglio, mentre l'altro lo ha colpito. Nonostante fosse gravemente ferito, Guerrisi è riuscito a uscire dal cortile e a percorrere alcuni metri a piedi verso il semaforo del Fornasotto, prima di collassare senza vita sulla pista ciclabile. I soccorritori sono giunti rapidamente sul luogo, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la sua vita. Nel frattempo, i vigili del fuoco di Treviglio, collaborando con i carabinieri, hanno perlustrato l'area attorno alla DB Cars per tutta la serata, cercando l'arma del delitto, che non è ancora stata ritrovata. I carabinieri stanno ascoltando diversi testimoni, inclusi i familiari della vittima e del fidanzato della figlia, nel tentativo di chiarire i dettagli dell'accaduto e identificare l'autore del crimine. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Treviglio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.